Favara conferenza dell'amministrazione comunale sul caso Farm Cultural Park e sul piano di riequilibrio del bilancio. Gli interventi. Irene Milisenda. Per poter arrivare poi a un... Il caso del reato di occupazione di suolo pubblico nel centro storico di Favara contestato a Farm Cultural Park ha infuocato la già rovente estate 2017 tra sigilli, documentazioni, delibere non corrette e dissequestro. Il tutto sullo sfondo di un paventato scontro politico tra la stessa Farm, diretta dal notaio Andrea Bartoli, e l'amministrazione comunale di Favara presieduta dalla sindaca Anna Alba. E oggi in conferenza stampa la stessa Alba insieme alla sua giunta ha illustrato i dettagli della bozza di convenzione a carattere sperimentale e temporaneo relativa ai rapporti pubblico-privato tra il Comune di Favara e Farm Cultural Park. Il provvedimento sarà ovviamente esaminato e votato dal Consiglio Comunale prima della sua operatività. La Farm ci ha chiesto aiuto chiedendo la possibilità di poter effettuare uno sbigliettamento all'interno della stessa struttura perché è non più sostenibile economicamente, e noi nel rispetto della legge e nel rispetto di tutti i condomini di questo cortile abbiamo abbozzato una convenzione sperimentale proprio perché è la prima volta che una realtà del genere viene regolamentata, non abbiamo altri esempi in Italia e quindi abbiamo appunto con questa forma di convenzione cercato di considerare tutte le esigenze a partire dai privati, dai commercianti e dalle esigenze della stessa Farm, non sottovalutando nessun aspetto. Innanzitutto nel rispetto del principio e del diritto della proprietà privata perché devono essere coinvolte tutte le parti interessate e quindi è una bozza sperimentale che prevede la possibilità di poterla modificare nel corso del tempo qualora ci siano delle criticità da poter modificare. In questa convenzione la Farm chiede l'attivazione dello sbigliettamento che servirà all'associazione culturale per una sostenibilità economica dopo gli investimenti spesi nel corso degli ultimi anni. In particolare sarà previsto un contributo di ingresso di 6 euro per persona, ad eccezione dei proprietari, residenti e dei loro ospiti, di chi lavora o svolge attività economiche e culturali all'interno dei 7 cortili, per i quali l'ingresso è gratuito in qualsiasi momento, e al Comune andrà 1 euro da destinare al capitolo relativo alla cosiddetta democrazia partecipata, e su tutto ciò non sono mancate le polemiche sui social. Assolutamente vero, anche noi abbiamo dimostrato qualche perplessità dato che si tratterà di un ticket del valore di 6 euro, poi sono previsti gli sconti, delle esenzioni ovviamente per i residenti o gli ospiti degli stessi residenti. Anche noi abbiamo appunto dimostrato qualche perplessità, ma a quanto pare la Farm, proprio perché è una richiesta che ha esplicitato la stessa, ha ritenuto che sia un prezzo congruo che quindi i visitatori dovranno pagare per poter accedere a questa nuova forma di museo all'aperto. È appunto una forma sperimentale, quindi vedremo gli effetti che sortirà poi nel corso del tempo, non possiamo anticipare quindi il futuro, vedremo se andrà bene il flusso che verrà registrato nel corso dei mesi che verranno a seguire. Durante la conferenza la sindaca di Favara ha inoltre annunciato che il bilancio comunale è stato equilibrato e adesso la città di Favara procede verso la rimonta finanziaria. Abbiamo presentato il bilancio stabilmente riequilibrato, è stato un lavoro molto duro, un lavoro arduo che ci ha impegnato tantissimo, ora è al vaglio dei revisori, una volta emesso il parere poi passerà in Consiglio Comunale e quindi trasmesso al Ministero. Io mi auguro che da questo momento in poi, una volta presentato il bilancio, potremo piano piano risalire la china e trovare quindi una nuova strada che possa permettere alla fine di questo mandato di poter avere un'economia più sostenibile per la stessa città, perché davvero la comunità favarese è una comunità che merita sicuramente una città, una sostenibilità molto più efficiente rispetto alla situazione che purtroppo abbiamo ereditato, perché non bisogna mai dimenticare le origini, quindi tutto quello che abbiamo ereditato, si tratta appunto di un comune in macerie, ma lo sapevamo, abbiamo dimostrato di saper lavorare, abbiamo raggiunto nel corso di quest'anno, nonostante le notevolissime difficoltà, grandi risultati e quindi io mi auguro che il futuro ci riservi cose molto più belle rispetto a quelle ereditate.